Il nuovo sistema casa per casa hybrid prevede, in favore degli utenti regolarmente iscritti alla Tari, che ne faranno specifica richiesta, un servizio gratuito dedicato al prelievo dei rifiuti tipo pannolini e pannoloni, che verrà effettuato a cadenza bisettimanale, quindi 2 volte alla settimana, mediante l'esposizione di uno o più contenitori del secco residuo indifferenziato. Per poter usufruire del contenitore apposito sarà necessario possedere i seguenti requisiti nel contesto del proprio nucleo familiare. Bambini fino ai 3 anni di età, persone anziane aventi problemi di incontinenza o malati, riconosciuti dall'azienda sanitaria come utilizzatori a carattere continuativo di pannolini per adulti, traverse e sacche per rifiuti biologici. Al fine di attivare il secondo passaggio settimanale di raccolta o per avere in dotazione l'ulteriore contenitore da 40 litri del secco residuo indifferenziato, oltre a quello già in dotazione, è necessario effettuare una tantum specifica richiesta o prenotazione, contattando il numero 348 761 5378 oppure scrivendo all'indirizzo email casapercasa@comune.cervignanodelfriuli.ud.it. L'esposizione dei contenitori va effettuata la domenica e il mercoledì dalle ore 19 alle ore 24. La raccolta da parte degli operatori avviene entro la giornata successiva. Il rifiuto tipo pannolini e pannoloni è considerato alla stregua del rifiuto secco residuo indifferenziato. Pertanto, va inserito in sacchetti di plastica a tenuta, ben chiusi, di qualunque tipo e colore, e va successivamente conferito nell'apposito contenitore o cassonetto con il coperchio di colore grigio. Per le utenze non domestiche, quali ad esempio studi medici e pediatrici o asili nido, che necessitano di ulteriori contenitori, è necessaria una specifica attivazione, una tantum, contattando il numero 348 761 5378. L'amministrazione comunale e NET si riservano eventualmente di richiedere all'utente apposita documentazione giustificativa a garanzia e dimostrazione dei requisiti. Il servizio potrà essere sospeso per mancanza dei requisiti o utilizzo improprio del contenitore.